2 condanne e un'assoluzione. Si è concluso il processo per la morte di Lorenzo Brisotto, 49 anni trevigiano, che lavorava presso le distillerie di Monastier, una tragedia avvenuta nel settembre del 2017 nella fabbrica di via Pralongo, una succursale della sede operativa della Nardini Grappa di Bassano. La vittima, secondo gli accertamenti della procura, morì a causa delle esalazioni delle vinacce mentre lavorava all'interno di uno dei silos. Il dipendente, soccorso dai colleghi, venne rianimato sul posto e poi trasportato d'urgenza in ospedale. Rimase in fin di vita per qualche giorno. Il decesso avvenne a causa dell'intossicazione dai vapori. Per questo infortunio sul lavoro furono indagate 3 persone. Ora è arrivata la sentenza. Condannati per omicidio colposo e mancato rispetto delle norme sulla sicurezza a 1 anno e 4 mesi il presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Angelo Nardini ed il direttore dello stabilimento dove avvenne la tragedia, Andrea Manzoli. Assolto invece il responsabile della sicurezza, Renato Mazzeracca. Presenti in aula la moglie e la figlia della vittima. Ora si attendono le motivazioni della sentenza, poi, con tutta probabilità, i legali di Nardini e Manzoli presenteranno il ricorso in Corte d'Appello.